Ricette antiche ed eccellenze in vetrina a Maracalagonis per la terza edizione della Sagra de Suvani e Sadomata. Per noi il servizio di Veronica Fadda, la sentiamo. Maracalagonis mette in mostra le sue eccellenze alla terza edizione della Sagra de Suvani e Sadomata. 2 giornate, oggi e domani, dedicate interamente alla valorizzazione e alla riscoperta delle antiche tradizioni dei prodotti tipici del territorio. Oltre al tipico pane di semola e al pomodoro marese, in evidenza anche i dolci, i vini ed i piatti della tradizione, grazie a degustazioni, mostre e numerosi espositori. Ci sono molti contadini che fanno la produzione dei pomodori, di tutti i prodotti tipici, e dunque abbiamo pensato di promuovere questa manifestazione dovuta a loro per valorizzare Maracalagonis. Valorizzazione dei prodotti locali, ma anche vendita al dettaglio del pane e dei pomodori, che vantano da quest'anno una preziosa certificazione. Con Laure Sardegna da giugno abbiamo riconosciuto il nostro pomodoro a livello ministeriale, cioè il nostro pomodoro è diventato prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna. È un primo passo per portare in auge tutte le nostre produzioni. 2 giornate quindi per riscoprire e tramandare gli antichi saperi e sapori. Fiore all'occhiello della Sagra sta simbola fritta con pomodoro fresco, piatto forte della tradizione culinaria marese. Questo è un altro biglietto da visita che noi intendiamo continuare a promuovere, cercando di far sì che anche l'economia legata poi ai prodotti di questo territorio sia importante per il nostro paese.